In vista dell'Epifania, Padova si appresta a celebrare una delle tradizioni più antiche, quella del falò di inizio anno, conosciuto come il Brus alla Veccia. Come da 12 anni a questa parte, la festa si svolgerà in Prato della Valle, dove oltre al falò sono previsti momenti di intrattenimento e di svago, garantiti dalla presenza delle Befane e dei Dottor Clown, che intratterranno i più piccoli anche regalando loro l'attesa calza dei dolciumi, come ci spiega il vice sindaco Eleonora Mosco. 6 gennaio, mercoledì dalle 14:30, un appuntamento immancabile per la nostra città, ci sarà il Brus a Veccia. A partire quindi dalle 14:30 verranno distribuite 8.000 calzette per tutti i bambini, grazie alla generosità che anche quest'anno mette in campo PAM, e a seguire tanti momenti di intrattenimento, di musica e di danza, e poi per concludere la serata alle 17:30 il consueto appuntamento con il Brucia Veccia, che quest'anno durerà di meno, durerà qualche minuto, ma che saprà lietare davvero tantissimi padovani che accorreranno in massa anche quest'anno in Prato della Valle. Durerà solo 10 minuti il falò, che sarà interrotto dall'intervento dei pompieri e dai loro idranti. Una decisione presa per non incidere sul livello di inquinamento, che anche a Padova ha raggiunto numeri superiori rispetto a quelli consentiti. Nella piazza saranno inoltre serviti cioccolata calda e vin brûlé, a fronte di un'offerta minima che permetterà di aiutare le donne vittime di violenza, in quanto l'intero ricavato sarà devoluto alla casa di fuga del comune di Padova.